Simone è operato al femore stamattina. Il giovane 17enne alla guida della Vespa coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita Vittoria De Paoli è in coma farmacologico. Ha un polmone perforato, una grossa ferita alla testa. Le sue condizioni restano gravi, ma ci sono stati dei miglioramenti clinici. Per lui ci sono speranze. Questa mattina il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, come funzionario dell'interno ma anche come mamma, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i ragazzi a non abbassare mai la soglia di attenzione quando si mettono in strada. Probabilmente nessuno immaginava, questi ragazzi pensavano di fare un giro senza grandi problemi e quindi di non usare il casco. Ecco, ha una leggerezza che appunto può avere conseguenze irreparabili e quindi la prudenza non va mai messa da parte. Il sindaco di Masere e il padre spirituale Don Fabio Bertuola hanno chiesto ieri pubblicamente durante i funerali davanti a centinaia di persone di sospendere il giudizio, fermare la rabbia e lasciare il posto alla speranza. Una cerimonia composta, quella di ieri, come il dolore della famiglia della ragazza. Anche i genitori di Simone erano presenti, mischiati tra le centinaia di persone che hanno raggiunto gli impianti sportivi di Crespignaga. Il dolore che attraversa il cuore dei suoi genitori e delle sue sorelle ha ferito anche il nostro cuore. Una ragazza solare ben voluta, amata. Particolare commozione hanno suscitato le parole degli amici di lei che hanno seguito la funzione celebrata da Don Fabio Bertuola. Distrutti dal dolore ma uniti nell'ultima carezza, la famiglia e i compagni, le amiche di sempre. Non faccio altro che pensare ai tuoi occhi chiari e grandi che sorridono. Sei, sarai unica. Era particolare la nostra amicizia. Niente invidie, tante risate, momenti unici. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per tutto quello che mi hai dato. A te che non ti piace mai e sei una meraviglia. Questo verso mi ricorda tutte quelle volte che prima di esibirti mi guardavi insicura e io volevo solo urlare quanto bella e speciale tu fossi. E poi la voce, quella di Vittoria, le sue ultime parole che si fanno canzone prima di lasciare andare l'immagine di lei come in una nuvola, palloncini bianchi al cielo. Yes, she